quasi 2 mesi la Sicilia ritrova la zona gialla, riaprono ristoranti a pranzo e a cena, ci si può spostare da un comune all'altro e si può viaggiare, resta ancora per poco il coprifuoco, a breve la decisione. Restano esclusi dalle vaccinazioni soltanto le persone tra i 16 e i 39 anni senza patologie, da oggi anche la classe 1981 può prenotarsi. 30 arresti nell'operazione antidroga che ha fatto luce su un giro di spaccio di cocaina che da Palermo si era allargato anche a Trapani. Calcio eccellenza, l'Acragas batte la capolista Mazzara, playoff per la promozione in A2, a vincere la prima gara sia la squadra di volley, la SEA Paragona, che la squadra di basket, la Fortitudo Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Dopo quasi 2 mesi di chiusure tra zona rossa e arancione, la Sicilia ritrova oggi la zona gialla, che vuol dire riaperture di bar e ristoranti all'aperto a pranzo e a cena e dei luoghi di svago, intrattenimento e cultura, ma anche la possibilità di movimento senza l'autocertificazione. Da oggi i siciliani potranno spostarsi da un comune all'altro e viaggiare verso altre regioni. Resta invece fissato dalle 22 alle 5 il coprifuoco, in attesa che da Roma la cabina di regia decida se spostare il limite serale alle 23 o alle 24. Arturo Cantella. Da oggi la Sicilia entra in zona gialla, dopo 10 settimane vissute in maniera difficile e un lungo periodo di colore arancione. Finalmente da oggi tra le norme nazionali e quelle regionali si potranno effettuare gli spostamenti in entrata e uscita in un territorio, anche se limitati fino al prossimo 15 giugno. Quindi la riapertura dei ristoranti, delle gelaterie e i bar, torna a essere consentito il consumo ai tavoli ma all'aperto, in attesa delle nuove norme che dovrebbero essere varate oggi e meno restrittive. Tanta la soddisfazione delle persone stamani che abbiamo intervistato in un autobar di San Leone, La Vela, uno dei posti più frequentati. Finalmente ci voleva. Massima cautela, però è giusto che l'attività riprendano e una semivita riprenda, poi ci vedrà, speriamo e siamo fiduciosi. Il peggio è passato secondo lei? Si spera, se si pensasse il contrario comincerebbe a essere molto nichilista la posizione. Vaccino, lei si è vaccinato? Ancora no, non è stato il mio turno, però lo farò anche nel rispetto degli altri. E speriamo che effettivamente sia una brutta pagina che sia già finita. Si riprende l'attività finalmente, ci possiamo sedere al bar che era già diventata una cosa proibitiva, ma ora pare che le cose vanno per il meglio. Speriamo bene che quest'estate sia proficua di attività anche per tutte quelle categorie che hanno avuto danni ingenti. Speriamo che i turisti affluiscano in massa in modo che questo paese si possa riprendere. Quanto le è mancato questo momento? Lei era uno dei frequentatori assidui, la conosciamo qui, la lettura del giornale, conviviare con gli altri, insomma quanto è mancato tutto questo? Tantissimo, veramente tantissimo. Non c'è peggiore cosa di essere privati delle cose. Hanno un lato positivo, che poi le cose che mancano si apprezzano molto di più e si capisce quanto dobbiamo fare per cercare di evitare non solo le epidemie, ma anche accorgerci che durante le vacanze estive occorre risparmiare il mare di tutti quegli oggetti che normalmente siamo portati a buttare a mare non sapendo il danno che provochiamo. Lei si è vaccinato? Sì, prima e seconda dose, sì. Finalmente si riprende a vivere, lo dico da utente ma anche da gestore di un'attività simile. Per noi è stata dura, è stata difficile da gestori di attività, ma credo che lo sia in generale un po' per tutti, perché abbiamo bisogno di socialità, prendere un caffè con un amico piuttosto che mangiare un piatto di pasta, servono questi momenti di convivialità, perché adesso questa situazione dura da 8 mesi, da ottobre, quindi riprendiamo con cautela la vita normale.
Mi permetto, tu sei un collega, hai vissuto e raccontato anche tu questi momenti, cosa resta di questi momenti? Di questi momenti rimane un'esperienza credo difficile per tutti da immaginare. Avremmo potuto immaginare non so, qualsiasi cosa, una guerra mondiale, ma non vivere una situazione che è stata davvero surreale davvero. Lei qualcosa me la dice? Sono contento di questa ripresa, sono contento di vedere Leonardo e poter bere un caffè in compagnia, cosa così semplice ma importantissima di questi tempi. Felice. Lei non è di Agrigento? No, io sono di Agrigento ma vivo a Milano e ritorno in questo paradiso tutte le volte che posso. Quindi ha vissuto a Milano anche l'esperienza quest'anno di Covid, insomma come? Insomma, differenza ha notato? Complicato perché qui gli spazi sono ampi, a Milano si parla di vivere in un appartamento ed è complesso, faticoso, ma ce l'abbiamo fatto, comunque è un'esperienza tra virgolette arricchente. Come si vive questo momento? Si ritorna? Bellissimo, speriamo che si ritorna come prima, siamo stanchi, speriamo che dura, che così ci godiamo un po' il sole, contentissima. Una battuta lei com'è? Si ritorna a mangiare qui? Buon inizio a tutti. Contenta, no? Come si è vissuto questo momento di Covid? Cosa ricorda insomma? Ormai il peggio è passato, no? Il peggio dovrebbe essere passato, speriamo. Da oggi via libera in Sicilia alle vaccinazioni anti-Covid anche per i quarantenni. L'estensione della somministrazione del siero per i nati dal 1972 al 1981 è stata autorizzata nell'ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Si allarga il target di cittadini che potranno vaccinarsi, restano esclusi soltanto i soggetti tra i 16 e i 39 anni che non hanno patologie. Intanto, in attesa che il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale dia il proprio parere sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca per gli under 60, il dirigente generale dell'assessorato alla salute Mario La Rocca, su disposizione del presidente della regione Nello Musumeci, ha comunicato alle ASP che per la campagna di vaccinazione potrà proseguire a richiesta anche con vaccini Pfizer o Moderna. Resta invariato il siero da somministrare invece nel richiamo per chi ha già effettuato come prima dose il vaccino AstraZeneca. A Palermo è accaduto che una coppia ha simulato il banchetto per un matrimonio per festeggiare insieme a una cinquantina di amici il battesimo della figlia nella zona molare. I carabinieri hanno interrotto un pranzo in una sala trattenimenti e multato 3 persone per violazione delle norme anti-Covid in zona arancione. La madre della bimba è stata anche trovata vestita da sposa, dunque una messa in scena per cercare di rendere quanto mai vera la pantomima. Peraltro il ristorante avrebbe dovuto essere chiuso e i genitori della bimba hanno raccontato ai carabinieri che stavano festeggiando il loro matrimonio perché credevano che in zona arancione si potesse fare e invece i militari hanno accertato che la coppia era già regolarmente sposata. La sanzione amministrativa da 400 euro è scattata per i genitori della festeggiata e per il titolare del servizio catering. La polizia di Palermo ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 30 persone accusate di far parte di un'organizzazione criminale che smerciava cocaina. Le indagini dell'operazione Miro hanno accertato un'attività di spaccio che partendo da Partinico si estendeva ad altri comuni della provincia palermitana e anche del Trapanese. Vediamo. Oh, Se ci sono a vogliono qua che altro rotto. non ho capito. Gaspare dove? Non c'è per ora. Ascolta, se ci vanno appena io toccavo mangiare che è tutto scannato. E non ci può andare nessuno a mangiare, perché mi sono andato a lavorare. Ti vuoi la caccia, rompiamo tutto per tapetta, tutto rotto. Non contiamo qua, appartiene. Ah, va bene. 30 misure cautelari per i traffici delittuosi posti in essere da soggetti abitualmente dediti all'approvvigionamento ed al conseguente svercio di cocaina nel territorio di Partinico e di altri comuni palermitani e della provincia di Trapani. Le indagini condotte sotto la guida del procuratore aggiunto dottor Petregni hanno preso avvio dalle coraggiose dichiarazioni che la madre di uno degli assuntori ha fornito agli investigatori del commissariato di Polizia di Stato Partinicese, disvelando un allarmante spaccato
spaccato di professionalità delinquenziale nel settore dello spaccio della cocaina. Domani più di 200 dobbiamo farne. Lo sa per il discorso che è di più. Bene, poi Erano 60 euro, quindi già sono 60 euro e 90 e 39 sono 200. 202, 205 là. Durante l'operazione sono stati contestati agli arrestati 270 episodi di cessione stupefacenti e intercettate 31 utenze per un totale di 179.641 telefonate ascoltate. Tutte le prove raccolte nel tempo hanno portato gli investigatori ad individuare in 2 degli odierni indagati figure criminali di primo piano, essendo riusciti a costituire e gestire veri e propri gruppi dediti allo spaccio della cocaina. Tale commercio illecito avrebbe toccato i confini di Partinico, arrivando ad interessare Balestrate, Trappeto, Camporreale, San Cipirrello e del Trapanese come Alcamo, Castellammare del Golfo, Santa Ninfa, Gibellina, Mazzara del Vallo. Oltre che sul curriculum di primissimo piano di alcuni degli arrestati, ci si sofferma principalmente su 2 figure importanti che hanno consentito di avvalorare il loro non comune livello di pericolosità sociale e capacità criminale. Uno degli arrestati si è addirittura spinto a realizzare condotte di spaccio in presenza della nipotina nata nel 2010, coinvolgendola a tal punto da farle contare manualmente il denaro ricavato dall'illecita transazione. Grazie alle attività tecniche poste in essere dai poliziotti del commissariato di Polizia di Stato Partinicese è stato possibile assicurare alla giustizia uno dei componenti del gruppo malavitoso che nel 2013 realizzò una violenta rapina proprio a Partinico ai danni di un noto gioielliere. Il fatto di essere riusciti a partire con questa indagine grazie alla denuncia di una mamma di un ragazzo che purtroppo assuntore di stupefacenti, questa è un'ulteriore conferma di positività del territorio, perché vuol dire che il territorio sta reagendo affidandosi alla legge dello Stato, e questa è una cosa molto importante. Già è successo allo Zen, l'ultima sparatoria, noi siamo riusciti ad arrestare i responsabili grazie alle denunce delle vittime. È stato riscontrato un consumo veramente elevato e che ha riguardato delle fasce d'età e anche sociali completamente differenti, quindi avevamo il ragazzino, lo studente, l'impiegato, anche il professionista, quindi purtroppo non c'è solo una tipologia di persona che assume sostanza stupefacente pesante come la cocaina, ma ormai è un disvalore diffuso. Non c'è da descrivere Partinico come l'ultimo posto della terra, tant'è che l'attività di indagine nasce proprio dal coraggio di una donna che chiede aiuto. Dall'altro lato naturalmente i soggetti interessati dall'ordinanza di oggi non sono dei soggetti da cui prendere esempio e spunto. Appunto il caso di cui si parlava prima era appunto della cessione di stupefacente dinanzi a una piccola bambina, la nipote, che veniva coinvolta anche nella materiale attività di conteggio dei soldi e occultamento degli stessi. I poliziotti del commissariato di Porto Empedocle sono intervenuti in un bar vicino al porto dove era stata segnalata la presenza di un uomo ubriaco che con un crick minacciava i passanti e gli avventori. Gli agenti, giunti sul posto, notavano un uomo che animatamente litigava con una donna, risultata essere sua fidanzata. Sedavano la lite e sanzionavano entrambi per il mancato rispetto della normativa vigente anti-Covid perché trovati a circolare oltre l'orario consentito senza giustificato motivo. Nell'immediatezza l'uomo attuava un comportamento aggressivo e riguardoso, offendendo oltraggiando gli operatori intervenuti. Gli agenti, pertanto, dopo averlo segnalato all'autorità giudiziaria, procedevano all'arresto dell'uomo in flagranza per i reati di oltraggio, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, il giovane veniva condotto nelle camere di sicurezza della caserma Angelone di Agrigento. L'autorità giudiziaria convalidava l'arresto e disponeva la misura cautelare dell'obbligo di firma.
Finisce in rissa con tanto di bastone una discussione avvenuta tra zio e nipote, a quanto pare per motivi legati a un'eredità contesa. È successo in un'abitazione del quartiere San Leone ad Agrigento, protagonisti un pensionato settantenne e il nipote quarantenne, entrambi agrigentini. Dalle parole in breve tempo si è passati ai fatti ed è scoppiata la scazzottata. Secondo una prima ricostruzione il pensionato alterato avrebbe preso un bastone colpendo il nipote. Per riportare la situazione alla normalità con non poca fatica sono dovuti intervenire gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento, allertati dai residenti con una chiamata al centralino. Gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno denunciato in stato di libertà un quarantenne del posto poiché sorpreso in possesso di una piantina di marijuana e 146 cartucce occultate in una scatola all'interno dell'abitazione. Il controllo è scaturito in seguito ad una lite familiare per futili motivi. La successiva perquisizione ha permesso alla polizia di rinvenire la piantina, altri 17 grammi di marijuana e precisamente 146 cartucce a pallini calibro 12, 7 cartucce calibro 28 e 25 cartucce 7,65, nonché 2 caricatori per lo stesso calibro per pistola. Il materiale trovato veniva posto sotto sequestro e l'uomo deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per reati in materia di stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento. I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno denunciato un 33enne del posto per l'ipotesi di reato di ricettazione. La segnalazione all'autorità giudiziaria è scattata in seguito a un controllo effettuato dai militari dell'Arma in un terreno nella disponibilità del disoccupato dove è stata trovata una Fiat Panda risultata rubata a Sant'Agata di Militello in provincia di Catania. Come il mezzo sia finito a Canicattì resta al momento un mistero. Il 33enne dovrà intanto rispondere del reato di ricettazione. Raid vandalico nella fontana Maggiotto di Villa Casesa ad Agrigento, restaurata appena 5 giorni fa. Vandali in azione hanno divelto 2 fari e gettato all'interno del monumento di tutto: pizze, pietre, un pallone. L'assessore del comune di Agrigento Giovanni Vaccaro commenta: siamo già al lavoro per ripristinare la funzionalità. In settimana sarà attivata la videosorveglianza, così prosegue. Almeno potremmo ammirare le vostre belle facce e darvi supporto psicologico per il disagio che vivete. Oggi stiamo facendo la manifestazione che è una campagna nazionale di Lega Ambiente, una campagna storica che è Spiagge e Fondali Puliti, che riguarda appunto la pulizia degli arenili prima della stagione balneare. Noi 15 giorni fa abbiamo fatto la Beach Litter, che è una campagna di monitoraggio dei rifiuti spiaggiati, e abbiamo in tutta Italia, ma soprattutto anche qui nella spiaggia di Maddalusa, riscontrato una enorme presenza di rifiuti di tipo plastico, che sono proprio l'emergenza ambientale che dobbiamo cercare di risolvere al più presto possibile, sostituendo la plastica con plastiche biodegradabili. Qui adesso stiamo completando questo lavoro e sostanzialmente stiamo cercando di ridurre la quantità di plastica sulla spiaggia. Faccio parte di Lega Ambiente ormai da più di 25 anni e devo dire che non mi sono mai negata a queste giornate di pulizia, sia per quanto riguarda spiagge e fondali puliti, che poi a settembre con la nostra storica campagna Puliamo il Mondo, perché è certamente importante fare attività politica, è certamente importante aprire vertenze sui territori laddove appunto è necessario. Però secondo me il modo per dimostrare veramente amore e interesse per l'ambiente è proprio questo, sono queste giornate e questo impegno da volontari, diciamo, a 360 gradi, che testimonia appunto la passione che mettiamo nelle nostre attività, nelle nostre battaglie, e il fatto di non arrenderci comunque al degrado che purtroppo continua ad essere dilagante. E però per converso ci sono anche tante forme di associazionismo o anche movimenti spontanei che ormai quasi settimanalmente si impegnano per andare a ripulire luoghi che altri purtroppo sporcano. Dà la dimostrazione che comunque il messaggio passa e passa il fatto che dobbiamo impegnarci tutti quanti, ognuno di noi deve fare la propria parte per realizzare veramente un miglioramento nella nostra società.
Il 15 maggio la regione siciliana ha celebrato i 75 anni dello Statuto. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Lo Statuto siciliano compie 75 anni di età dalla proclamazione dell'autonomia siciliana e della sua attuazione. L'autonomia politica, legislativa, amministrativa e fiscale della Sicilia si ottenne grazie alla strenua lotta della classe politica e dirigente operata dal luglio del 43 fino al 15 maggio 46, disciplinata dalla legge costituzionale 2 del 1948, statuto speciale, articolo 116 della Costituzione italiana, che l'ha dotata di un'ampia autonomia legislativa, fiscale e amministrativa. A tal riguardo, in una nota stampa, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, esprime la sua considerazione sullo stesso. Bisogna adeguarlo a dimensione costituzionale, nazionale e comunitaria. Musumeci continua affermando come possiamo investire sulla nostra natura di regione speciale per tentare di recuperare parte del tempo perduto nei decenni passati e inventare una strategia di crescita e di sviluppo, libera da ogni sciocco rivendicazionalismo. Tutti gli osservatori economici, continua Musumeci, ci dicono che da soli i settori produttivi tradizionali non bastano a far decollare il nostro PIL. Da 30 anni restiamo inchiodati in una coda alla classifica delle regioni italiane. Il limite che ci portiamo dietro come una zavorra è la condizione di marginalità e perificità della Sicilia rispetto all'Europa. Per superarlo serve ritagliarci una nuova centralità nel bacino mediterraneo, continua Musumeci, avere l'ambizione di non candidarci a essere la piattaforma logistica di quell'area, tornata a essere luogo di transito e di scambi. Per farlo servono alla Sicilia le infrastrutture strategiche che lo Stato ha solo promesso e che Palermo con poca convinzione ha sollecitato. Opere che facciano promuovere velocemente persone e merci. Al governo Draghi, come ai precedenti, non chiediamo solidarietà né gesti di carità, ma la dotazione di infrastrutture capace di rendere appetibile e attrattiva la nostra isola agli investitori. Tutto il resto lo faremo noi siciliani. Il presidente della regione afferma poi come il tema dei costi legati alla insularità ci costa oltre 6 miliardi l'anno, abbiamo il diritto di chiedere il collegamento stabile sullo stretto. Se i nostri treni viaggiano 80 km all'ora è giustificato chiedere allora l'alta velocità anche da noi. Per avviare tale strategia, aggiunge Musumeci, non servono contrapposizioni con Roma o con Bruxelles, ma una interlocuzione istituzionale alimentata da sano realismo. In questa direzione ci sarebbe di aiuto la tanto attesa revisione dello Statuto, rendendolo quindi adeguato alla nuova dimensione costituzionale, comunitaria e nazionale. Ma serve anche abbandonare del tutto la logica dell'assistenzialismo e del familismo, che ha prodotto solo povertà, ingiustizie e contiguità opache, e guardare quindi alle imprese come fonte di vera ricchezza. Occorre, conclude il Presidente della Regione, la piena condivisione di tutti, classe dirigente, politica, burocrazia innanzitutto, perché da solo nessun governo della Regione potrebbe mai vincere questa sfida che va affrettata proprio adesso, dopo la drammatica pandemia che ci ha messi duramente alla prova. Alla ricerca delle memorie perdute, questa è l'iniziativa che ha visto Beniamino Biondi, scrittore, poeta e critico cinematografico, ripercorrere il centro storico di Agrigento per una visita alle edicole votive. Vediamo. Italia Nostra di Agrigento, guidata da Adele Falcetta, ha organizzato nella giornata di ieri domenica un percorso dedicato alle edicole votive esistenti nella nostra città, alla presenza del professore Beniamino Biondi, con la collaborazione di Eva Di Betta. Molte edicole sacre di pregio ad Agrigento purtroppo versano in grado di abbandono, distrutte e danneggiate anche con le immagini fuori posto. L'associazione pertanto propone al Comune e alla Sovrintendenza un censimento delle stesse, prevedendo un obbligo per i proprietari dell'immobile di effettuare il loro restauro e la loro manutenzione e di creare quindi l'istituzione di un museo diffuso delle edicole sacre con un apposito percorso nel centro storico recanti illustrazioni e notizie. In merito Italia Nostra franca un appello ai cittadini agrigentini di adottarne una avendone la massima cura. Le interviste di Giovanna Neri. Siamo qui oggi proprio per questo, abbiamo organizzato una passeggiata culturale fra le edicole sacre del centro storico perché questa è la settimana del patrimonio culturale ed
dedicata quest'anno ai musei, ma non avremmo potuto mai far visitare un museo agli appassionati, data la situazione sanitaria attuale, almeno vigente fino a oggi. Abbiamo pensato quindi alle edicole sacre perché abbiamo in cantiere la proposta di un museo diffuso delle edicole sacre, che sono degli elementi architettonici, arte povera qualcuno direbbe, e molto trascurato nella nostra città. In realtà alcune sono veramente di pregio e quindi meriterebbero una particolare attenzione. Tutte sono espressione di devozione popolare antica, quindi di memoria storica. Intorno alle edicole sacre ruota la storia di un quartiere, la memoria della città. Quindi a brevissimo proporremo l'istituzione di una sorta di museo diffuso, la creazione cioè di un itinerario che abbia come filo conduttore le edicole sacre, che vengano opportunamente catalogate, restaurate e anche dotate, almeno per quelle che sono più interessanti, di targhe esplicative. Una passeggiata nel centro storico alla riscoperta delle edicole sacre, partendo da un volume che suo padre Settimio Biondi scrisse nel 1985. Cosa è cambiato da allora rispetto ad oggi? Ma una passeggiata che mi onora e mi gratifica molto, innanzitutto per ragioni pubbliche, perché è l'occasione di poter parlare delle edicole sacre, cioè di questi fenomeni dell'arte minore molto legati a forme di religiosità popolare, che puntellano sostanzialmente quasi tutto il centro storico di Agrigento, con una funzione ovviamente religiosa, ma anche con una funzione in qualche modo indicativa degli stessi percorsi dell'ampia e complessa rete viaria agrigentina. Sono fenomeni dunque non episodici, ma che si costituiscono all'interno di una rete molto ampia e che rischiano purtroppo di disperdersi perché in molti casi non vengono tutelate. Il libro a cui si è fatto riferimento durante questa passeggiata, e quindi qui l'occasione pubblica diventa in qualche modo un'occasione anche di orgoglio privato, è il volume Agrigento minore, le edicole sacre, che ha scritto mio padre nel 1986, e devo dire che fra tutti i suoi volumi editi questo è lungamente il volume più letto ancora oggi, tra i più ricercati alla biblioteca comunale, probabilmente perché c'è un interesse nei confronti delle edicole sacre, un interesse probabilmente anche inconscio in qualche modo, però certamente rappresentano davvero dei piccoli monumenti di fede, di religiosità e credo anche architettonicamente di grandissimo valore, di assoluto pregio all'interno della nostra Agrigento, soprattutto lungo l'asse della via Atenea, dove si trovano probabilmente le edicole anche più pregiate. La sezione agrigentina di Italia Nostra, proprio per cogliere l'invito della sezione nazionale che organizza tutti gli anni la settimana del patrimonio culturale, che quest'anno era dedicata ai musei, ha pensato di organizzare una passeggiata creando un itinerario accompagnati dal professore Beniamino Biondi per le edicole votive della città. L'idea nasce proprio dal desiderio di una riqualificazione, una scoperta soprattutto dagli agrigentini che tante volte non conoscono questi scorci meravigliosi della propria città, questa forma di arte minore bellissima ma ahimè malconcia e sconosciuta. Quindi abbiamo pensato di ripercorrere le vie del centro storico soffermandoci sulle principali edicole votive della città. Consideriamo che all'incirca ad Agrigento sono presenti 250 edicole votive, quindi naturalmente solamente le principali possiamo far conoscere oggi e possiamo conoscere noi stessi attraverso questo percorso che si è snodato partendo proprio da Porta di Ponte lungo la via Atenea, lungo la via Maestra e nei cortili della città. Consiglio di amministrazione della RAI, si candida anche un siciliano. Vediamo. È un piccolo esercito di volti noti e meno noti, quello dei candidati al nuovo CDA RAI. In lizza 183 nominativi al Senato e 132 alla Camera, molto meno della volta precedente. Si tratta dei candidati che hanno presentato il proprio curriculum per entrare nel consiglio di amministrazione dell'azienda pubblica di 4 componenti scelti dal Parlamento, 2 alla Camera e 2 al Senato. Tra i tanti nomi che hanno avanzato la propria candidatura appare curiosa anche quella di Adriano Pezzino, numero 136 della lista Camera. Al giovane stefanese abbiamo chiesto come mai questa decisione. Tutto nasce con la goliardia. Una notte mi sono trovato a guardare un
un servizio di Rai Scoglio 24 dentro Striscia la Notizia di Pinuccio e ho detto perché non devo partecipare pure io se ci partecipa Pinuccio. Intanto perché in questo periodo che molti hanno perso il lavoro, io non ce l'ho da un po' di tempo, mandando curriculum ho detto provo anche questa strada, ma pure perché sarebbe bello che comunque i ragazzi si cominciassero a interessare anche a che cos'è un'azienda pubblica e comunque una risonanza mediatica come la Rai, che è molto criticata per i servizi che spesso dà, e quindi pure per far entrare i ragazzi in un circuito più grande di loro, poter dare la voce a questo genere di cose, trovarsi nel sito internet della Camera del Senato insieme a Giovanni Minoli o non lo so, un cantante come Daniele Silvestri, mi lusinga la cosa. Certo, non me lo sarei mai aspettato comunque avere questa piccola cassa di risonanza mediatica. Si voterà verso fine giugno e quindi ancora non è detto, però io mi sto preparando con una lettera da inviare nelle mail istituzionali di senatori e deputati, dove espongo le mie idee e sperando che magari di ricevere magari qualche voto, magari uno, già sarebbe una vittoria. Ha una tua aspirazione che vorresti portare all'interno del CDA Rai? Di preciso non c'è nulla di preciso, sicuramente una cosa importante sarebbe utilizzare le risorse umane all'interno della Rai invece sempre di esternalizzare, e un'altra cosa di cui personalmente mi è capitato è che non potendo più partecipare perché superando i 30 anni la Rai non assume più. Secondo me quando uno è professionale lo è a qualsiasi età, quindi sarebbe giusto aprire a tutti. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Calcio eccellenza all'Esseneto Big Match, Acragas Mazzara. I biancazzurri battono la capolista, i risultati e la classifica di tutte le altre squadre agrigentine, anche della Serie D, con Carmelo Lentini. Una gara perfetta per l'Acragas di Francesco Di Gaetano, che supera il Forte Mazzara e raggiunge il terzo posto in classifica generale. La compagine biancazzurra, pur priva di alcuni uomini infortunati, ha affrontato la compagine canarina con il giusto piglio e nel primo tempo, esattamente al 21esimo, ha trovato la via del gol con il funambolo biondo, il quale si è fatto trovare pronto alla deviazione di testa su cross di La Spisa. A dire il vero, il risultato sta molto stretto alla compagine biancazzurra che ripetutamente, per almeno 4 volte, ha sfiorato il raddoppio. A scongiurare un passivo ben più pesante è stato il portiere mazzarese Cesai, bravissimo a deviare i tiri ravvicinati degli avanti Biondo, Incatasciato, Sicurella e Bulades. Di contro un Mazzara apparso risultato poco pericoloso, anche grazie all'attenta difesa imperniati attorno a Cipolla, Ferrante, Giardina ed anche Licata. Ottima gara del giovane esterno Candela, una vera spina al fianco del Mazzara. Positiva anche la prova di Incatasciato, oltre la spina Cerre e Sicurella. Prossima sfida, penultima di campionato, sarà sul campo dell'Oratorio Marineo. È stata una giornata importante ai fini dei risultati finali. La Nissa ha fatto harakiri a Piandellago con il Don Bosco Misilmeni e rimane da sola in quarta posizione. Ritorna invece a successo il Canicattì di Pippo Romano e lo fa a suon di gol con la malcapitata Folgore. Nessun problema per la San Cataldese che rifila 6 reti al CUS Palermo e veleggia solitaria in vetta alla classifica. Niente da fare per il Marsala dei giovani, travolto in casa dall'Oratorio Marineo, prossimo avversario dell'Acragas domenica prossima. Questi risultati: Acragas e Mazzara 1-0, Canicattì Folgore 6-0, Marsala Marineo 2-5, Nissa Misilmeri 1-3, San Cataldese CUS Palermo 6-2. Ed ora la classifica: San Cataldese 19, Mazzara 16, Acragas 14 e poi c'è la Nissa con 11, Don Carlo Misilmeri 10, Canicattì 8, CUS Palermo e Folgore 7, Oratorio Marineo 4 e Marsala 1. Mister Di Gaetano, grande prova dell'Acragas oggi, Mazzara che non ha di fatto tirato in porta e l'Acragas che avrebbe meritato forse un risultato più rotondo. Sì, ottima disamina. Alla vigilia noi eravamo consapevoli che oggi avremmo disputato una grande partita perché abbiamo lavorato bene, siamo cresciuti sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto anche caratteriale
e quindi stiamo ritrovando un po' quelle che erano le nostre qualità di inizio stagione. Dalla partita di oggi penso ci sia davvero poco da commentare, perché siamo stati padroni, secondo me, in tutto e per tutto della partita, del campo. Abbiamo avuto 6 palle gol, il portiere è stato bravissimo, avversario. Obiettivamente non abbiamo mai subito un tiro in porta, quindi dire forse la giornata perfetta no, però così come sempre dico sono soddisfatto, però non ci possiamo accontentare, quindi partita dopo partita abbiamo detto che stiamo crescendo e l'obiettivo noi ce l'abbiamo ben chiaro e ce l'abbiamo fissato nella nostra mente e dobbiamo fare di tutto per poterci arrivare. Una vittoria che dà sicuramente morale per il prosieguo. Sì, ma onestamente dico ai fini della posizione finale in classifica non lo so se poi sarà determinante questa vittoria o meno, ma ripeto, noi continuiamo a dire che l'obiettivo si sposta nei triangolari, quindi anche perché obiettivamente se arrivi, cioè non puoi fare nemmeno calcoli, perché se arrivi primo incontri la terza che può essere l'Akragas, il Mazzara, quindi cambia davvero poco. E il fattore campo a oggi nel 2021 secondo me in tutte le categorie non cambia, quindi il fatto di poter andare a giocare fuori casa o in casa davvero non ti dà nessun vantaggio. L'unico vantaggio che ti potrebbe dare è avere il pubblico a disposizione che ti incita e che ti spinge la squadra anche, e la palla anche in rete, magari anche il pubblico, solo quello. Mister Marino, il Mazzara esce sconfitto dall'Esseneto, secondo lei è un risultato giusto? Sì, risultato giusto, l'Akragas ha meritato la vittoria. Abbiamo regalato i primi 20 minuti all'Akragas, praticamente li abbiamo regalato. Purtroppo sai, uno pensa di fare delle cose e poi magari in campo ne vediamo altre. Poi da lì in poi ci siamo sistemati bene, ci siamo messi bene in campo, sia i primi 25 del secondo tempo, sia tutto il secondo tempo, diciamo che il Mazzara alla fine è uscito fuori. Vero che loro di contropiede, in ripartenza, potevano fare pure il 2-3-0, vero è, ma non ci dimentichiamo che pronti via Mutu si è mangiato un gol sullo 0-0, ho sbagliato, scusa, si è sbagliato un gol facilissimo, Mutu poteva fare 1-0, sì. Poi subito dopo hanno fatto l'1-0 loro. Quello che mi è dispiaciuto tantissimo è vedere un Akragas rinunciare, un Akragas ogni minuto si mettevano a terra a perdere tempo, tutte queste storie a me non piacciono, poi ognuno fa le sue valutazioni. Ripeto, l'Akragas ha meritato di vincere, non è una recriminazione. Tanto rumore per nulla o quasi nel girone I di Serie D. La capolista CR Messina pareggia 1-1 San Luca con Bollino che agguanta il gol iniziale di Lo Greco. Ma il FC Messina, impegnata in casa contro la Cireale, non fa oltre l'1-1 al gol di Carbonaro per i peloritani, ha risposto De Felice e viene raggiunto al secondo posto, a 4 lunghezze dal vertice, dal Gelbison che ha battuto per 1-0 in rotonda. Da notare che ben 4 partite si sono concluse con il medesimo risultato di 1-1. Il Troina ha pareggiato con il Licata, al gol degli ospiti con Catalana al 39esimo, ha risposto Camarà al 45esimo sul rigore per gli ennesi. Pareggio sempre per 1-1 tra Paternò e Marina del Ragusa. Per gli Etnei ha segnato la Piana sul rigore al 68esimo, mentre per gli Iblei ha realizzato il pareggio Mistretta al 95esimo. Nel derby calabrese tra Castrovillare e Cittanovese hanno avuto la meglio padrone di casa di mister Nicola Terranova per 2-0, che scavalcano in classifica proprio la squadra di mister Infantino, seppur restando in zona play-out. Ricordiamo che sono state rinviate Dattilo Sant'Agata, poi Cilento-Torrente e Roccella-Biancavilla. Adesso il basket, la Fortitudo Agrigento vince la prima gara dei play-off per la promozione in A2 al Palamoncada. I biancazzurri hanno battuto Cesena per 87-76. Domani martedì 18 si giocherà gara 2 ancora al Palamoncada, poi la trasferta a Cesena per gara 3 prevista per il 21 maggio, così come l'eventuale gara 4. In caso di parità gara 5 sarà giocata ad Agrigento mercoledì 26 maggio. Ci sono le interviste. È fondamentale la vittoria perché
ovviamente volevamo iniziare bene questa serie, sappiamo che Cesena non è una squadra semplice perché ha un buon roster, ha ottimi giocatori, ottime individualità, soprattutto vicino a canestro, dove stasera abbiamo faticato talvolta a contenere gli 1 contro 1 spallacanestro, però siamo stati bravi nella seconda metà a riprendere un pochino in mano la partita. Era 15 giorni che non tornavamo a giocare una partita ufficiale, eravamo pronti, eravamo tesi prima di iniziare. Sicuramente l'inizio è stato un po' condizionato dalla nostra voglia di fare in attacco, che spesso e volentieri ci ha concesso loro di correre, perché qualche conclusione onestamente era rivedibile. Nella seconda metà del primo tempo e nella seconda metà di partita abbiamo controllato un pochino di più, riuscendo a mettere un po' la palla dentro, che poi è quello che nei momenti importanti magari ci è mancato. Abbiamo tirato tanto da 3 punti, poi di fatto i canestri che ci hanno permesso di allungare, di scardinare un po' la difesa effettivamente sono stati dall'arco. Dobbiamo riuscire ad essere un pochino più equilibrati, però era comprensibile che stasera i ragazzi avessero la tensione della prima partita dei playoff. Sono contento comunque di come sono stati i ragazzi in campo, anche i più giovani, qualcuno di loro all'esordio in una serie playoff. Menziono Peterson, che ha fatto una partita solida, ha fatto tante buone cose, magari anche che non escono dalle statistiche, però è stata una buona presenza, quindi ho piacere del fatto che abbia testato subito e sia stato subito produttivo. Ovviamente ci aspettiamo martedì una partita più dura rispetto a quella di stasera, anche in termini di contatti. Stasera quando loro hanno alzato l'intensità ogni tanto ci siamo fatti sorprendere, dobbiamo essere pronti a giocare una partita tosta anche martedì. Stasera Saccaggi in grande forma, quanto è importante per questi playoff, per la Fortitudo averlo in questa forma? No, sicuramente è importante avere lui, che è stato uno dei nostri punti di riferimento durante tutta la stagione, ma avere anche tutti gli altri nelle migliori condizioni. Abbiamo lavorato negli ultimi 15 giorni per cercare di calibrare al meglio i carichi. Siamo arrivati a questo appuntamento, credo, dal punto di vista fisico in maniera positiva, perché stasera non ci sono mancate le energie in campo. Sicuramente ci sono state tante disattenzioni dal punto di vista difensivo, però ci prepariamo alla partita di martedì consapevoli del fatto che possiamo migliorare facendo tante cose meglio di quanto non le abbiamo fatte stasera, e dobbiamo gestire un pochino meglio alcuni momenti di gara, però intanto ci portiamo a casa questa vittoria. Primo mattoncino è stato messo, quanto sarà importante adesso recuperare l'energia per martedì sera? È fondamentale, dobbiamo riuscire a recuperare le energie mentali prima ancora che fisiche, perché credo che martedì, ribadisco, sarà una partita abbastanza ruvida, abbastanza dura, così come ci sono stati momenti di partita un pochino più accesi dal punto di vista fisico, quindi dobbiamo essere pronti ad arrivare in campo sapendo che loro alzeranno probabilmente la loro fisicità. Noi dobbiamo essere più bravi di quanto lo siamo stati stasera a reagire, però ovviamente i tempi sono stretti sia per noi che per loro. Dobbiamo recuperare un po' di energie in vista di tutta la serie, perché poi di fatto giochiamo 3 partite in 6 giorni, quindi dobbiamo riuscire ad essere al meglio sia per la partita di dopodomani che per la successiva partita di venerdì. Che partita è stata? Partita tosta, noi abbiamo avuto alti e bassi durante l'arco dei 40 minuti. Voglio fare complimenti a Pitt innanzitutto perché ha fatto una partita strepitosa. Noi abbiamo bisogno della panchina dei nostri giovani per affrontare questi playoff lunghissimi. Abbiamo vinto una partita, non abbiamo fatto niente, si pensa già a martedì. Quanto è importante nei playoff iniziare col piede giusto però? Molto importante, perché c'è l'emozione di iniziare una nuova fase del campionato. Arriva una squadra che comunque non ha niente da perdere, che sono settimi, noi siamo secondi, abbiamo un po' più di pressione addosso. Abbiamo risposto con energia e sono contento. Volley femminile, missione compiuta e buona la prima per la SEAP Dallicardillo Aragona nella gara 1 del primo turno dei playoff per la promozione in Serie A2. Vediamo. Da giovani iniziano benissimo i playoff per la SEAP Dallicardillo Aragona, un bel 3-1 in trasferta al Palagrotte contro Grotte Volley Castellana. Sì, come dicevamo prima della partita, playoff sono gare tutte estremamente dure, dove ogni palla pesa tonnellate, e quindi sono molto contento. Abbiamo fatto un ottimo approccio alla partita, un ottimo primo set. Poi il livello di Castellana obiettivamente si è alzato. Noi abbiamo avuto anche qualche passaggio meno brillante, ma non è facile giocare dopo 2 mesi di stop, dopo l'ennesimo stop di questa stagione travagliata. Abbiamo tenuto comunque il campo con
con molta grinta e alla fine il 3-1 è stato sofferto ma meritato e quindi sono molto contento per le ragazze. Avete messo una seria ipoteca sul passaggio del primo turno? No, e ogni partita nei playoff è una partita diversa, sabato si riparte da 0-0 ed è un'altra storia, però siamo pronti. Perché questa sconfitta, semmai farei la domanda al contrario. Come dicevo, Aragona era la favorita di questa gara, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, anzi faccio i complimenti alle mie ragazze perché hanno fatto un'ottima gara. Noi abbiamo dei limiti su alcune situazioni, oggi la squadra ha cercato al meglio di cercare di limitare dove abbiamo qualche problemino a livello tecnico-tattico, ma non sono felice per la sconfitta, però devo dire non sono neanche tanto amareggiato perché ho visto gente in campo dalla nostra parte che ha lottato dall'inizio alla fine e oggi ha giocato veramente, ha tirato fuori tutto quello che doveva tirare. Complimenti all'Aragona che è un'ottima squadra, lo sapevamo per questo risultato. Cosa cambia adesso per il match di ritorno sabato prossimo al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento? Lì al Pala Nicosia ci vuole l'impresa dei 1000 come quella di Garibaldi, cioè dobbiamo fare proprio un'impresa, il pronostico non è sicuramente alla nostra parte, però sta settimana noi ci lavoriamo, perché no? Andiamo ad Aragona, di certo Aragona, Agrigento, bellissima città come la Sicilia che amo come regione, però non verremo in Sicilia a mangiare solo arancini e cannoli, ma cercheremo ancora sabato prossimo di dar filo da torcere a questa Aragona e poi vediamo a fine match come va a finire. Missione compiuta, la SEAP Dallicardila Aragona sbanca il Palagrotte e vince gara 1 del primo turno dei playoff contro Volley Grotte Castellana Noci. Soddisfatto, Presidente? Sì, tantissimo, perché temevamo questa partita, perché riprendere dopo tanto tempo che avevamo staccato la spina con il campionato, quindi riprendere non è stato facile, però le ragazze hanno fatto una partita magistralmente buona. Ecco, ora sabato non dobbiamo abbassare la guardia perché è una squadra, Grotte Volley Noci, molto tosta, che non molla fino alla fine, quindi oggi abbiamo fatto un passo avanti, ma per completarlo dobbiamo, sabato giocare come sappiamo giocare e così possiamo essere soddisfatti per passare il turno. Ottima l'accoglienza del Grotte Volley Noci nei confronti dell'Aragona. Sì, io devo ringraziare il presidente, anzi la presidentessa Anna Tanese, che è stata sempre gentile, già da qualche anno che c'è un feeling particolare con questa società, ci hanno ospitato in maniera impeccabile e noi ricambieremo sabato quando verranno ad Agrigento. Sicuramente è stata una bella festa tra le due società, un bel connubio tra le due società. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.